Allineati i presidenti di Veneto, Lazio e Campania, troppo rischioso riaprire le scuole il 7 gennaio, né per il 75% né per il 50%. Insomma, questo rimane uno degli argomenti più caldi, eppure mancano davvero pochi giorni. Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha chiesto un nuovo incontro con il governo. Molti sindaci della Marca che pensano che riaprire ora sia troppo rischioso. Fra loro il primo cittadino di Montebelluna, Elso Severin, territorio particolarmente colpito nelle settimane scorse con la pressione proprio all'ospedale civile. Io faccio una considerazione, nel senso che la seconda ondata di Covid, guarda caso, è iniziata subito dopo la riapertura delle scuole. Attualmente con i numeri che abbiamo, sinceramente riaprire le scuole mi sembra un grosso rischio. Fra l'altro, spiega, non è facile controllare né gestire gli studenti all'entrata e all'uscita dalla scuola. Si sta facendo e si è fatto molto da parte della MOM in ovviamente accordo con le prefetture, con i sindaci eccetera, per trovare autobus e tutto è stato già stabilito praticamente. Con dei costi molto elevati per la provincia, però sì, i ragazzi arrivano a scuola sicuramente in buona sicurezza perché appunto 50% di occupazione dell'autobus eccetera, però poi quando scendono dall'autobus sono tutti assieme. A scuola ci possono essere condizioni abbastanza di sicurezza, ma quando escono dalla scuola sono di nuovo tutti insieme.